Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici. Lo Scrigno in questa occasione, in questa puntata si occupa di Valli del Natisone. Vogliamo fare un viaggio assieme a voi che ci state guardando da casa partendo dalla sede della Pro Tarcetta. Abbiamo tante cose da mostrarvi. Ricordo che la sede che si trova proprio alle spalle del nostro Paolo Bassi ha ospitato l'ex latteria Turnaria, adesso è appunto sede di una benemerita associazione che guarda con grande interesse alla grotta di San Giovanni d'Antro che qualche settimana fa ha visto la riapertura. Io vado dal presidente Mauro Pieri, che è presidente della Pro Tarcetta, l'associazione Tarcetta, è qui alla mia sinistra. Allora Mauro, dove siamo? Beh, siamo sul piazzale retrostante la latteria, la ex latteria, che è la sede della nostra associazione. Da diversi anni, grazie anche all'intervento della Regione, abbiamo sistemato un po' tutta la struttura muraria, ma anche l'arredamento, e ci apprestiamo ad ospitare un centro didattico che darà la possibilità di ricevere scolaresche o gruppi organizzati, perché è attrezzata anche di video e tutto quanto serve per fare promozione, insomma, no? E presentazione del territorio. Ecco, dobbiamo dire, Paolo, in questo giro a 180 gradi ha mostrato queste montagne che ci circondano. Sì, la montagna che è dietro di noi è il Monte Crahuenza, sfiora i 1000 metri ed è la montagna nella quale si inserisce la grotta di San Giovanni d'Antro. La grotta di San Giovanni d'Antro, che vedremo dopo, ha un percorso che è stato esplorato per circa 5 km e va nella direzione del Monte Craguenza, quindi nelle viscere di questa montagna. Ricordiamo che la grotta è visitabile ogni giorno per tutto il mese di agosto. Tutti i giorni nel mese di agosto dalle 10 alle 18 e su prenotazione, poi magari faremo passare anche i numeri che ci sono per la prenotazione, sia telefonici che anche via mail. Ecco Mauro, questa sera dove ci porterai? Ma facciamo una panoramica un attimino su tutti quelli che sono i contenuti storici, naturalistici di questo angolo del comune di Pulfero, perché il comune di Pulfero ha tantissime cose da vedere. Partiremo dal castagno secolare di Pegliano, ma oltre al castagno secolare ce n'è un altro un po' più giovane, parliamo di una pianta di 400 anni, 9 metri di circonferenza, e quindi è un monumento naturale che è uno spettacolo che merita di essere visto. E nel tragitto noi insieme a due artisti locali abbiamo ribaltato un castagno, ma lo vedremo dopo, nel senso che c'era una pianta sradicata dalle intemperie e dal tempo, morta, l'abbiamo tagliata e l'abbiamo ripiantata con la testa in giù. E su questa struttura è stato fatta una scultura che rappresenta un folletto che, diciamo, ospita dal benvenuto a tutte le persone che andranno a visitare lungo il tragitto la pianta sopra. Senti, e lo chiederemo poi al consigliere regionale Sibau, come ha cambiato il volto, come le Valli della Tisone? Ma io dico che negli ultimi 5-6 anni c'è stato un sussulto di entusiasmo da parte della cittadinanza, diciamo una riscoperta della volontà di far vedere le nostre cose, perché abbiamo tantissime cose da vedere. Dicevo il Castagno, ma c'è la grotta, c'è Biacis, ci sono i mulini di Pegliano, c'è il villaggio degli Orsi, c'è il Monte Mia, c'è il Natisone, ci sono tantissime cose da poter visitare. Quindi in questo periodo c'è una volontà di riscoprire i propri valori, anche storici, no? E le nostre tradizioni, e di avere la disponibilità di proporli fuori dalle valli del Natisone. Allora, vado dal vice sindaco di Pulfero, grazie per la tua presenza. Allora, Mirko, dobbiamo dire il visitatore perché rimane affascinato da questi luoghi. Grazie a voi intanto. Rimane affascinato perché trova qualcosa di autentico, una natura, una cultura ancora autentica che probabilmente non è così facile da trovare in altri posti. E quindi il comune da parte sua ha sempre appoggiato le iniziative dell'associazione Tarcetta, che hanno proprio questa finalità, cioè
portare a riscoprire sia la gente del posto, ma soprattutto anche all'esterno, queste peculiarità della nostra natura, della nostra cultura, che sicuramente meritano di essere valorizzate sempre di più. Ecco, la nostra trasmissione serve, spinge sulle tradizioni popolari, da queste parti non ne mancano. Certamente, sicuramente la più famosa di tutte è il carnevale delle Valli di Natisone. Solo qui a Pulfero ci sono 3 carnevali famosi in tutta la regione, quelli di Rodda, di Marsino e di Montefosca. E abbiamo da riscoprire tutto quel sistema culturale e sociale che esisteva ai tempi del Patriarcato di Venezia e ancora prima, cioè il sistema delle autonomie locali, quindi delle vicinie, degli arenghi. Poi si passerete a Biacis, forse avrete occasione di ammirare anche la lastra della Banca di Antro, che è diciamo, uno degli aspetti che abbiamo voluto valorizzare in questi anni. Quindi ci sono molte cose da portare alla luce delle persone. Ecco, Vice Sindaco, valli per tutti. E vali per tutti, sì. E sicuramente non bisogna limitarsi diciamo, al proprio orticello. È necessaria una sinergia fra tutti perché siamo pochi. Rispetto a quando io ero giovane la popolazione qua è dimezzata. Probabilmente rispetto a quando erano giovani, senza offesa, gli altri interlocutori qui presenti, forse si è anche ridotta di un quarto, insomma, a un quarto di quello che era. E quindi è necessario fare rete, si sta facendo rete fra le varie, insomma, attrazioni che ci sono e anche si sta facendo rete fra i vari comuni. Un tempo parlavi di valli, pensavi alle castagne, che erano fini a se stesse. Adesso lo spettro si è allargato. Sì, c'è stato un periodo in cui probabilmente la parola castagna non veniva neanche più pronunciata e adesso da qualche anno, sempre anche grazie all'intuizione di Mauro e dell'associazione e anche col supporto della regione, dell'università e dell'ERSA, e proprio da qui, poi magari dopo anche Mauro ne potrà dire qualcosa di più, è partito un percorso volto proprio a riscoprire quella che era una delle attività economiche principali di un tempo, ovvero la castanicoltura, con anche tutta una serie di attività di ricerca proprio scientifica sulla crescita del castagno. Allora, Vice Sindaco, grazie. Mirko Clavora, vado da Sibau, consigliere regionale. Buonasera, consigliere, è lui l'uomo di riferimento per quello che riguarda Piazza Oberdan, Trieste, che sembra così lontana. Il consigliere Sibau, che conosce molto bene le esigenze di questo territorio, ci può dire anche qual è stata la mutazione, visto che le valli lei le ha accennato e quindi... Sì, intanto grazie per questa occasione, perché tutte le occasioni dove si parla di questo territorio e si divulga, diciamo, si rende noto a chi anche ancora non lo conosce, fanno sempre solo del bene a questo territorio. Telefriuli lo fa spesso, devo dire la verità. Allora, io sono nato nelle Valli Natisone, nel comune vicino a Pulfero, San Leonardo. Da bambino, da ragazzino, purtroppo, come è successo ad altri miei coetanei, ho trascorso buona parte della mia infanzia in collegio, ho fatto 9 anni, ma ce ne sono altri che ne hanno fatti anche di più. Si veniva a casa il primo periodo dopo 1 anno e mezzo, dopo una volta per settimana si veniva a casa. Devo dire che quella volta, come diceva prima il vice sindaco Mirko Clavora, c'erano molte più persone, c'erano anche persone molto più giovani, l'età media era molto più bassa. Io ricordo che negli anni 70 qui eravamo sui 15.000, oggi siamo 5.000, un terzo, quindi c'è stato uno spopolamento veramente significativo, importantissimo, a cui se non si pone un rimedio c'è veramente il rischio di vedere intere aree di questo territorio abbandonate in maniera definitiva. Ecco, quella volta, facendo un ragionamento a ritroso, devo dire che in noi gli insegnamenti, gli esempi che ci venivano dati non erano sicuramente quello di rimanere in questo territorio, non erano quelli di pianificare un futuro in questo territorio. Si pensava alle fabbriche, si pensava al manzanese, si pensava alle zone industrializzate e pianeggianti. Ecco, oggi che questo tipo diciamo, di esempio ha portato ai risultati, non solo questo, ma anche questo ha contribuito ai risultati odierni, devo dire che oggi la percentuale non ci sono molti giovani ragazzi, Mirko ne è un esempio, anche se prima ha detto quando ero giovane, ma lui ancora è giovane. Devo dire che una grande percentuale dei giovani che sono rimasti invece intendono
sviluppare e proseguire il loro futuro qui in questo territorio. Ci fosse stato questo esempio, questo insegnamento anche anni fa, forse oggi la situazione sarebbe stata diversa. Come accennava prima Mauro, oggi c'è anche un'attenzione diversa verso questo territorio. Probabilmente qualcuno si è accorto che qua o si fa qualcosa o si perde un pezzo del Friuli. E c'è un'attenzione anche da parte della regione promoturismo. Devo dire, a dire la verità, da 3 anni a questa parte c'è un interesse forte, siamo entrati ormai anche nella pubblicità che promoturismo fa e questo ha portato un notevole incremento di turismo qui, poi il Giro d'Italia ha contribuito, tant'è che oggi uno da Udine mi ha detto: ma il Mataiur una volta io lo sceglievo perché era una zona di pace, tranquillità, oggi vai sul Mataiur è pieno di ciclisti, non puoi più essere tranquillo. Comunque benvengano e io spero che ci sia, che continui questa attenzione verso questo territorio, verso i giovani, perché bisogna dare a loro la possibilità di rimanere qua a vivere, programmare il loro futuro senza essere troppo penalizzati, perché l'eccessiva penalizzazione li porta poi ad esodare. Io ringrazio il consigliere regionale Sibau, vorrei chiudere con l'immagine della sede dell'associazione Tarcetta, la vedete è ordinata, dentro c'è anche un arazzo e adesso noi andiamo in pubblicità e così abbiamo il tempo di raggiungere il castagno secolare che non è lontano da qui. Ed eccoci con la seconda frazione dello Scrigno, siamo saliti, ci ha accompagnato Mauro e abbiamo raggiunto una parte particolarmente interessante. Dove siamo? Siamo nella borgata di Cocceanzi, sempre in comune di Pulfero, e siamo davanti all'inizio del percorso che porta al Castagno Gigante di Pegliano. Castagno gigante che poi vedremo che è una pianta che ne parliamo quando arriviamo vicino, insomma. Ecco Mauro, dobbiamo dire, tu dicevi che qui l'area era caratterizzata da castagni, poi? Ma questa zona qua, un po' tutte le valli, erano un paradiso terrestre, perché pensate che 100 anni fa nelle valli del Natisone si producevano 50.000 quintali di mele e 20.000 quintali di castagne. Negli anni post guerra e primi anni di industrializzazione c'è stato un abbandono massiccio delle campagne, delle montagne anche, e quindi il bosco è prevalso dappertutto. I castagni che ci sono dislocati nel bosco. Il castagno è una pianta di prato, non è una pianta di bosco, però oggi vive nei boschi e la parte viva delle piante è principalmente quella apicale che dà verso la luce. C'è Giovanni Coren e poi? E c'è Walter Podrecka, che sono i 2 artisti che hanno realizzato questa meraviglia, che sarà uno dei pezzi che lo metteremo lungo il sentiero didattico che abbiamo pensato per le scolaresche che verranno a visitare e vengono a visitare da anni questo luogo. È una rappresentazione di una figura mistica, diciamo, che abbiamo voluto fare, un'idea di Giovanni che da un castagno morto tanti anni fa, sradicato dalle intemperie, ha voluto utilizzare questa pianta nel modo che vedete. Giovanni Coren, l'abbiamo visto più volte allo Scrigno e poi andremo anche dal tuo collega. Ci sono degli attrezzi del mestiere, che cosa è stato utilizzato? Allora, noi abbiamo portato su tutta la serie di attrezzi che sono serviti per scolpire tutto quanto, quindi noi abbiamo attrezzi manuali che sono serviti per abbozzare, eccetera. Poi vediamo 2 motoseghe, anzi una è molto piccola, quella piccola motosega fatta dal mio amico Walter è come il pittore che usa il pennello, l'ha usata con questo sistema e prima di iniziare il lavoro abbiamo riflettuto tutti e 2 per cogliere l'attimo della figura che dovrà rimanere poi per sempre lì, sfruttando proprio questo vecchio antico castagno.
Il lavoro è stato fruttuoso perché tra una battuta e un suggerimento è cresciuto tutto quanto. Oltre alla figura, a fianco c'è un simbolo, io parlo del simbolo del fiore. Perché dico questo? Perché in tutte le escursioni che sono state fatte con i bambini, o che almeno le abbiamo fatto questi ultimi anni, in tutti gli alberi c'è un simbolo del fiore che i bambini si ricordano e portano anche i genitori o i nonni, dicono siamo stati in questo bosco e è stato realizzato questa roba qua. Io devo dire una cosa, che era importante la riflessione che abbiamo fatto io e Walter, proprio per cogliere appieno la creatività e la naturalezza di questo castagno capovolto. Io vado da Walter, con Giovanni avete lavorato bene, mi sembra che c'è il simbolo del fiore, il simbolo della vita, e poi c'è anche una croce. Sì, beh, siamo abbastanza simili come persone, quindi diciamo che non c'era nessun fastidio a fare una collaborazione e aggiungere comunque ad un risultato che potesse andare bene a entrambi, ma comunque come ha accennato già lui, l'importante era, come possiamo dire, entrare nello spirito dei bambini, perché poi alla fine dei conti sono comunque proprio loro i protagonisti di questo lavoro che abbiamo fatto con questo sentiero didattico, dove vengono portate le scuole con i più piccoli. Diciamo abbiamo inteso questo lavoro come un qualcosa di giocoso, quindi chiaramente tutto il lavoro è stato svolto in maniera giocosa. Abbiamo riflettuto un pochino su quali potessero essere le caratteristiche che a loro potevano piacere, potevano andare bene, e questo è il risultato, augurandoci che poi alla fine dei conti siano proprio loro i primi soddisfatti di questo lavoro. Senti, lavorare in questo paradiso, diciamo che è facile riflettere, aiuta a riflettere. Sì, beh, allora diciamo che già come possiamo dire, utilizzare un albero che comunque ci è stato fornito dalla natura, un albero che comunque è morto, che non era praticamente inutilizzabile, è stato ripreso, gli abbiamo dato una nuova vita. Ci sono tante componenti e tante caratteristiche che poi chiaramente sì, inducono una riflessione chiaramente, ma comunque sempre possiamo dire in una maniera abbastanza giocosa. Allora, quanto ci vuole per arrivare fino al grande castagno? Beh, siamo abbastanza vicini, diciamo che abbiamo un centinaio di metri e siamo praticamente quasi arrivati. Chi è quel signore con la fisarmonica? Quel signore con la fisarmonica è un signore che è quasi più bello da ascoltare che da vedere. Si chiama? Si chiama Gabriele. Cognome? Domenis. Allora, aspetta, dovresti saperlo, viene in televisione da un po' di tempo, usiamo il microfono, quindi chi è? Gabriele Domenis è anche il direttore della riserva di caccia di Pulfero. Allora, da Domenis ci sono cinghiali, che animali si trovano da queste parti? Un po' di tutto, abbiamo cinghiale, capriolo, camoscio e adesso sta avanzando il cervo. La piccola selvaggina è un po' sparita per via proprio della pulizia dei prati, che non esiste più, quindi il fagiano e la lepre sono quasi... non ci sono, ecco. Quanti danni fanno? Negli ultimi anni stanno facendo i danni i cinghiali proprio nei meletti, e il grano turco, ha incominciato anche il cervo a fare qualche danno. Cosa ci fai sentire? Ma quello che mi viene in mente adesso, una canzone senza autore delle valli, diciamo, ecco.
Grazie Domenis. Allora noi abbiamo ancora 2 minutini, volevo lanciare, e poi andremo in pubblicità, un brevissimo messaggio che per chi non la conoscesse è un po' la madre di tutte le canzoni per i bambini, Cristina D'Avena, che ha lanciato, ma proprio è un messaggio piccolo piccolo, registrato da una sua appassionata Laura Chiussi di Codroipo, che ringrazio, che mi ha fatto avere il messaggio di Cristina D'Avena, che saluta Telefriuli. Domenis, prima di andare in pubblicità me ne fai ancora una rapida? Va bene. Sempre senza autore? Facciamo sempre senza autore, autore delle valli, insomma, niente di SIAE. Grazie Domenis, noi adesso andiamo in pubblicità, vi voglio mostrare ancora quest'opera d'arte con questo castagno a testa in giù che di fatto introduce al sentiero che porta al grande castagno, che è assolutamente ancora in vita. E allora lo abbiamo raggiunto, questa sorta di piazzale naturale che ospita il castagno secolare. A poca distanza c'è Giovanni Corent che mi aspetta e il buon Paolo Bassi non vedeva l'ora. L'ha sempre vista in foto questa meravigliosa creatura della natura. Allora, intanto quanti anni ha Giovanni? Loro dicono che ha sui 400 anni, abbiamo sentito anche il parere dei locali che loro se lo ricordano da sempre, quindi può essere anche molto più vecchio. Devo dire questo, questa pianta è stata di proposito scelto il posto che si chiama Capun come posto a dimora, è stato messo il castagno innestato a spacco con due rami nuovi e quindi abbiamo un castagno che produce castagne che hanno 400 anni, non sono tanto belle, erano molto ricco perché quella volta serviva per le persone e per gli animali. Io devo dire questo, che ogni volta che vengo qua, oggi non ci sono né bambini né niente, io ho sempre una emozione per una pianta di questo genere. Quando la malattia a cavallo delle due guerre
è venuta dall'America, l'Endothia parasitica, ha aggredito i castagneti delle valli, però la memoria del locale dicono che quella volta c'erano castagni di 500, 600, 700 anni, che alcuni li hanno abbattuti per non perdere tutto, che li vendevano per l'estrazione del tannino, e questi pochi che sono nelle valli, per fortuna, adesso vengono considerati, vengono puliti, il volontariato lavora per tenerli lì. I bambini, quando vengono, abbracciano la pianta, alcuni, magari quelli che sono un po' più timidi, si sedono da parte e lo osservano, portano via una carica grande, e questo io penso che è un regalo che ci danno piante di questo genere. Giovanni, quel sentiero al quale siamo arrivati noi, quanta gente è arrivata da queste parti per vedere questa pianta? Bene, io devo dire che qua porto da 20 anni circa i bambini, bambini della scuola materna, elementari e medie. Centinaia di bambini ogni anno vengono a visitare questo castagno, poi vengono coi familiari durante l'anno. Praticamente l'interesse è aiutato e cresciuto anche dai bambini della scuola, perché portano via le foglie, portano via il fischietto che si riesce a fare con un rametto del castagno, si fa un cappellino con 4 foglie che dura una giornata sola, sia il fischietto che il cappello. Ecco, il significato di queste pietre. Queste pietre qua si chiama Pocivognac, lo chiamiamo noi, perché dalla cima della montagna fino giù a basso, qui noi abbiamo circa l'Asis su questa direzione, c'è più di qualche opera di questo genere, serviva per quelli che portavano il fieno dalla parte più alta, dalla Crahuenza lassù. Il fascio di fieno è particolare, è legato, devono essere 2 persone per legarlo e per caricarlo. Però quando lo portavano si riposavano qua, era all'altezza della persona, perché se lo toglieva giù non sarebbe mai riuscito a rimetterselo sopra. Allora ci sono questi muri a tappe, cioè dopo tanto tempo uno ha bisogno di fermarsi e si appoggiava su queste 4 pietre. Ai bambini gli dico io cosa succede di notte su queste qui, e di notte noi abbiamo le crivapete e scrat che festeggiano, banchettano, si divertono, suonano, fisarmoniche e tutto, mangiano e bevono, è pieno tutto rimasto, tutto la mattina quando si alza il sole, è tutto pulito, è tutto sparito, tutto a posto. Ecco, infatti tu mi hai anticipato, perché da tempo si dice che il bosco cela, nasconde leggende. Sì, le leggende, tutti i boschi hanno le loro leggende, però alberi di questo genere qua bisogna interrogarsi e avere il coraggio di dire cosa ha visto. Basterebbe solo chiedergli cosa ha visto in tutti questi anni. Avrà visto bambini, avrà visto persone anziane, malati, guerre, ha visto di tutto. È una memoria che non parla, però la nostra mente, il nostro ricordo ci porta indietro, ci aiuta a scoprire queste cose. Grazie, grazie come sempre Giovanni, è una garanzia. Vado un'altra volta dal Domenis, che non mi è mai capitato di vedere, questa volta dopo 48 anni vedo questa pianta della quale Mauro mi parlava da tanti anni, e guardarla con la musica tipica delle valli è il massimo. Va bene.
Grazie Domenis. Cosa dirà il Castagno di questa musica, Mauro? Io credo che si sia emozionato anche lui, come mi sento ogni volta che arrivo qua emozionato io. Gli occhi non finiscono di vedere questa pianta perché, come diceva anche Giovanni prima, ti dà una carica che è qualcosa di eccezionale. La cosa più bella, diceva anche Giovanni, è vedere i bambini che arrivano su. Quando arrivano sembra che vadano a salutare un compagno di giochi. E questo penso che sia una cosa che trasmettono, non serve fare pubblicità, lo dicono le loro anime. Giovanni, vediamo che questa pianta, che come hai detto ha 400 anni, continua a riprodursi, lo vediamo proprio alla base. Allora, noi possiamo vedere perché c'è tutte queste parti giovani, succhioni si chiamano, no? Ma la pianta a me sembrava, prima, quando il bosco la soffocava, come se fosse in terapia intensiva. Io dico sempre questo, una volta che fanno il vuoto attorno alla pianta, dopo qualche anno è come se tornasse fuori dalla terapia e incomincia a vivere e a respirare. Le foglie che ha questo castagno sono foglie molto grandi, vuol dire che è in salute, vuol dire che vive bene e dopo questa attenzione che è stata fatta lui è ringiovanito, nonostante abbia tutta quell'età lì. Senti, alle spalle vediamo delle piante che sono schiantate. Sì, quelle piante che vediamo lì sono piante sempre di castagno che sono state soffocate già anni addietro, quindi vivono morte in piedi per decine di anni e diventano un condominio per la civetta, per il ghiro, per lo scoiattolo, tutto quanto. Poi a un certo punto con le intemperie che vengono crolla e infatti quello che vediamo noi qua giù, intendo proprio con Mauro siamo d'accordo, di pulire dove un vecchio castagno è caduto su un altro vecchio castagno che è crollato tutti e due, continua sempre a dare qualcosa. Sotto c'è il tasso o la volpe e in giro ci sono gli altri animali che comunque vivono. Quando è in piedi una di quelle piante io la chiamo un condominio. Un condominio. Grazie a Giovanni. Dobbiamo dire come si arriva a visitare il Grande Castagno. Il Grande Castagno praticamente si raggiunge da una pista forestale che parte dalla frazione di Coceanzi, salendo verso la grotta di San Giovanni d'Antro, passata la frazione di Antro, si arriva a un bivio dove è indicato Pegliano. Pegliano di fatto è un insieme di 7 borgate, si arriva alla terza borgata che è Coceanzi, si parcheggia la macchina e si fa una bella passeggiata nel bosco di circa 1 chilometro, a parte gli ultimi 100 metri che sono un po' in salita, è facile anche da accedere. Allora noi chiudiamo qui la terza parte dello scrigno, noi adesso scendiamo perché vogliamo fermarci dove? Ci fermiamo a Coceanzi un attimino, c'è un'azienda agricola che produce formaggi di capra, ma vedrete che facciamo una bella sorpresa anche lì. Pubblicità. Allora siamo scesi dopo aver visitato il Castagno Secolare, c'è Gabriele che è ancora qui con noi, Gabriele Domenis, e vogliamo salutare questa azienda Capra Felice, un'azienda di fatto dove si allevano capre e non solo, e si produce il formaggio.
Io vorrei andare un attimo dal signor Luciano, che di cognome fa Floram, ed è l'uomo che assieme alla signora, sua moglie, manda avanti questa azienda. Sì, Com'è lavorare da queste parti? è un po' duretta qua in montagna specialmente, c'è un po' di difficoltà insomma, non è che si faccia lavori un po' pianura, è tutto dritto qua, invece bisogna soffrire per fare. Senta, ma i vostri formaggi dove finiscono? No, più o meno li vendiamo qua allo spaccio aziendale per il momento e dopo vedremo. Che formaggi sono? Sono formaggi solo di capra, sono stagionati, sono le cacciatine fresche o gli spalmabili con l'olio, con le varie pepe, sale, quello che c'è, ricotta, Senta, capre soprattutto. solo capra. Perché capra felice? E le capre felici perché ogni tanto spariscono, vanno negli orti degli altri, arrangiarsi da sole, quindi comandano loro. Quant'è che manda avanti questa azienda? No, io ho ricominciato l'anno scorso. Ah, da poco? Sì, io prima ero malato, quindi non facevo. L'anno scorso ho preso 2 capre in più e ho ricominciato a fare latte e fare formaggio. Quanto latte producete ogni giorno? No, succede poco, sui 80 litri insomma, non è che ce ne sia tanto, sono piccole quantità. Senta, si dice che la filiera è breve, qua diciamo che proprio è brevissima. No, qua è tutta, in più è anche biologica, qui è messo in biologico. Cosa vuol dire produrre in biologico? Costa un po' di più, però gli animali mangiano più che altro i pascoli nostri, quindi i terreni già messi in biologico. L'unica cosa è comprare il mangime biologico, che è molto caro, quindi ci sono altre spese in più da sostenere. A che ora si sveglia al mattino? No, mattina dormo alle 6, non è che mi sveglio prima. La giornata comincia a quell'ora e finisce? Però finisce alle 9:30 di sera, 8:30. Senta, il formaggio viene trasformato ogni giorno? Sì, sì, quindi c'è lavoro insomma. C'è solo lei? Sì, c'è la signora che mi dà una mano, sì. La signora che è la signora alle mie spalle? Sì. Che si chiama? Katia. Ah, Katia. Katia, venga un attimo. Visto che è stata menzionata. Che ruolo ha in azienda? Ma è un ruolo molto semplice perché Luciano è una persona di grande esperienza, quindi quasi per gioco 2 mesi fa gli ho chiesto se aveva bisogno di un aiuto e lui mi ha detto di sì e io ho preso la palla al balzo per venire a dargli una mano. Lui è molto generoso nel senso che trasmette volentieri tutta la sua esperienza e quindi pian pianino sto imparando a fare il formaggio, una cosa che mi piace tantissimo, e lo aiuto nella mungitura anche delle capre. È un'esperienza bellissima perché lavoro in un paradiso, a contatto con gli animali, con una persona splendida come Luciano, quindi
sono felicissima. Senta signora, le sue origini dove portano? Perché dall'accento, io ormai girando da oltre 20 anni il Friuli direi che non è Sì, proprio delle no. valli. Sono carnica e quindi sono scappata dalla montagna un 38 anni fa più o meno, per poi riscoprire che la montagna mi piace tutto quello che offre, soprattutto la tranquillità e le persone. La E carne quindi di dov'è? Paluzza. Sì, ho i genitori lassù, la famiglia che ogni tanto vado a trovare. Ma senta, ma fra le valli del Natisone e la Carnia, che differenza c'è? Allora, guardi, sono posti bellissimi entrambe. Ogni tanto mi chiedo chi è più duro, noi o i valligiani, però devo ancora trovare la risposta, quindi questo mi ci vuole ancora un po' di tempo, ma comunque siamo persone genuine, magari chiuse, però poi sanno dare il cuore, quindi questo è quello che conta. Grazie signora. Grazie a voi. Allora, vediamo se Paolo, abbiamo ancora 4 minuti, quindi possiamo andare ancora con un brano, così di fatto ci salutiamo da questo luogo, perché poi c'è un'altra tappa da fare. Molto bene, e avete visto che sullo sfondo, dove appunto ci sono i prodotti di questa azienda, c'è un marchio, Sapori nelle Valli, tradizione e innovazione nelle valli del Natisone, di fatto quella manifestazione che conosciamo molto bene e che, se tutto va bene, si svolgerà nel mese di ottobre. Era questo che dovevo dire? Era questo che dovevi dire. Speriamo che il Covid ci permetta di fare anche quest'anno questa manifestazione, molto riuscita l'anno scorso. Nei 3 weekend che abbiamo fatto a San Pietro Natisone abbiamo ospitato qualcosa come 7.000 persone, malgrado il tempo che non ci abbia aiutato. Quest'anno riproporremo i primi 4 fine settimana di ottobre, e quindi i temi che affronteremo poi li illustreremo magari in un altro momento. Dove andiamo adesso? E adesso potremo tranquillamente scendere verso la grotta. Andiamo verso la grotta, tra poco. Ci siamo, quinta parte dello Scrigno, siamo veramente a 2 passi dalla grotta di San Giovanni d'Antro. C'è con me Meraldo Monai, che conosce bene quest'area, di fatto è un po' il cicerone delle decine di visitatori che raggiungono questa località. Ben ritrovato, buonasera. Buonasera.
Io collaboro da 30 anni con il Museo Archeologico di Cividale e sono anche ispettore soprintendenza, no? Mi sono sempre dedicato alle valli dell'Antisona, dalla preistoria fino alla Prima Guerra Mondiale. E sin dagli anni 80 col Circolo Speleologico Geologico di Udine ho iniziato a esplorare questa grotta di San Giovanni, non solo, ma anche a cercare insediamenti preistorici in grotta. Ecco, dobbiamo partire, Meraldo, da qualcosa che troviamo un po' più in là. Sì, qualcosa che è sempre fuggito agli studiosi. E parlo praticamente negli anni 80 in occasione di una mostra atelieristi sull'arte rupestre abbiamo iniziato a fare delle indagini riguardo alcuni simboli che troviamo qua nelle valli, in particolare a San Giovanni d'Antro. E quindi dove dobbiamo arrivare? Ecco, siamo già arrivati al primo simbolo. Ce lo troviamo esattamente qua, sotto i miei piedi. Molti lo conoscono come un gioco, tria. In realtà non ha sempre avuto questa funzione. Cercherò di essere breve, no? In tutta Europa dove troviamo questo simbolo, no? Ci rendiamo conto che è sempre collegato alla cultura templare, come il piede destro col piede sinistro. Ecco, quando troviamo la terza cinta, è il suo termine, no? Troviamo la cultura templare. Altro di questi simboli ce ne sono altri 4, poi 2 a Biacis, nella pietra di Biacis, uno all'Asis, nel bosco di Vernasso, circondato da delle croci pagane, no? Dunque, 30 anni fa sono partiti in tutta Europa questi studi per capire cos'è questo simbolo, no? Il risultato, no? Lo si trova lungo le Dolomiti, scolpito sulle pareti, no? Lo si trova all'interno di grotte e cave antiche disegnato sulle volte, associato a altri simboli come ad esempio il fiore della vita che vedremo in grotta, e lo si trova in tutti i percorsi seguiti dai pellegrini diretti in Terra Santa. Ci fermiamo perché abbiamo tempi piuttosto stringenti, caro Meraldo, e c'è anche una pietra qua sotto, quindi noi scendiamo facendo attenzione. Saliamo. Meraldo, giusto un minuto perché poi dovremmo esserci. Eccola qui. Questa rappresenta 18 pentagoni. Il pentagono è sempre stato considerato un simbolo magico e ha vari significati. Sia questa che la terza cerchia risalgono vanno dal XII secolo al XIV secolo. Ma cosa rappresenta questa pietra, no? Il pentagono rappresenta l'illuminato, in questo caso i monaci guerrieri illuminati. Loro si interessavano di esoterismo, di alchimia, e siccome Antro c'era un ospitale gestito da questi ordini, in questo caso hanno voluto rappresentare se stessi. Meraldo, grazie per la sintesi. Noi adesso risaliamo, vi vogliamo mostrare la rampa. Quanti scalini ci sono? No, non li ho mai contati e preferisco un centinaio. Un po' meno. E per celebrare la salita di questa scalinata che porta appunto alla grotta di San Giovanni d'Antro, vedete che è già iniziata la salita di 3 nostri ospiti, è arrivato anche Massimo Medves di Vallimpiadi che spero di intervistare tra poco, però
chiudiamo perché poi giustamente è stato con noi per tutta la trasmissione. Domenici ci saluta così. Grazie Domenici, grazie di cuore. Abbiamo 5 minuti che di fatto vorrei condividere lassù con il buon Medves, che con una maglia giallo canarino. Allora intanto gli auguri a Teresina Treppo di Sedilis di Tarcento, che compie 92 anni, quindi che ha compiuto 92 anni, li ha compiuti agli inizi di agosto. L'informazione ci arriva dai suoi familiari, saluto ovviamente la famiglia Bullato, e quindi ci sono anche delle immagini che state vedendo in questo momento. Nel frattempo abbiamo raggiunto praticamente l'ingresso della grotta di San Giovanni d'Antro. Mauro Pieri la sta aprendo in diretta. Con la chiave storica della grotta. Benvenuti. Grazie. Adesso c'è qualche luce dentro, sì. Abbiamo l'illuminazione funzionante, anche se in realtà in futuro l'obiettivo è quello di modificare qualcosa, perché va un attimino ripristinato alcune parti e migliorate altre. Allora, spieghiamo perché è così magica questa grotta. Questa grotta ha l'essenza di quella che è la nostra cultura, la nostra tradizione, ma anche la leggenda, soprattutto quella della Resina Vida, ma ci sono reperti storici, preistorici, c'è l'Ursus Peleus, ci sono tantissime cose che meritano di essere viste. E noi da poco abbiamo riaperto, preso in gestione questa grotta e ci stiamo rendendo conto che c'è molta più conoscenza fuori, anche all'estero, rispetto a quello che è la conoscenza friulana. Meraldo, abbiamo ancora, quando vedrai Bassi che farà un cenno, tu sai che dobbiamo andare in pubblicità e lo farà credo fra un minuto e mezzo. Spiegaci un po' le caratteristiche di questa grotta. Allora, questa grotta è vero, ha molto di spiritualità, in effetti è un'alchimia fatta di spirito, natura, storia e misteri, e non pochi misteri, no? Questa grotta fa parte di un sistema carsico che va oltre i 5 km. L'inizio delle esplorazioni verso gli anni 20-25. Senti, mi è venuta un'idea, se sei d'accordo. Ci stoppiamo qui perché così mostriamo la grotta. Cosa dici? Sì, ma volevo partire da qua, no? Poi un solo accenno, il circolo speleologico friulano ha lavorato moltissimo questa grotta, tutti i pionieri della geologia, speleologia friulana sono passati di qua. Uno di questi merita di essere nominato è Ardito Desio, no? Il conquistatore del K2. Ci fermiamo, andiamo di sopra.
Ed eccoci all'interno della grotta di San Giovanni d'Antro. Sarà una visita rapida, ma vi vogliamo offrire gli spunti salienti di questo luogo unico. Meraldo, questa cappelletta. Questa cappelletta è stata studiata da non pochi studiosi e vorrei appunto anche ricordare lo studioso Banchi Giorgio, che si è dedicato moltissimo alla storia delle valli, e lui stesso la attribuisce al periodo longobardo bizantino. Questa è un po' più grandicella. Sì, questa è più grandicella, un tardo gotico del 1477, costruito dal maestro André von Lac. No? E questa architettura ha un significato, diciamo, cosmologico. La parte alta rappresenta il cielo, il paradiso, poi ci sono le stelle, ci sono i pianeti, la Madonna, la Vergine, Cristo. E la parte bassa, dove troviamo queste figure, rappresenta appunto la terra che si proietta verso il cielo. No? Meraldo, usciamo da questa parte e andiamo verso questo altare ligneo. Allora, questo è un barocco del 1700 e proviene dal paese di Antro. Le statue non sono originali perché sono una riproduzione, in quanto furono rubate, in un secondo tempo recuperate, attualmente sono al Museo Diocesano di Udine. Ecco, poi ci sono quegli scalini che portano giù e che di fatto introducono la grotta. Sì, quegli scalini sono quelli originali, perché una volta qui dentro si accedeva alla galleria. E quindi dacci qualche anticipazione, che cosa trova il visitatore oltre quel muretto? Allora, oltre il muretto si apre la grotta stessa, no? Si va avanti per circa 5 km e mezzo, la parte turistica prende circa 350 metri e noi possiamo vedere una piccola esposizione di reperti, resti di orso delle caverne, Orsus Pelaus, che rappresenta in questo territorio circa 40.000 anni. In effetti una caratteristica di questa grotta che conserva dei depositi ossiferi, da alcuni già localizzati, e c'è molto altro. In particolare l'aspetto più interessante a livello archeologico è questo tratto qua sottostante. Sotto queste pietre noi scopriamo, diciamo, la storia di millenni della presenza umana. Massimo Medves, giusto 2 parole, visto che siete particolarmente mobilitati per l'accesso a questa struttura che vede sempre più visitatori. Sì, diciamo, grazie all'impegno, diciamo, dell'associazione Tarcetta finalmente siamo riusciti, anche dei ragazzi di Olimpiadi, di riaprire questa bellezza delle Valli Natisone. Una delle bellezze, dal mio punto di vista, lasciar chiusa è un vero peccato, perché comunque abbiamo visto in un mese di apertura che ci sono tantissime persone che vengono specialmente dall'estero e che sempre più persone che conoscono la storia, perché qua uniamo non solo il discorso della grotta, ma uniamo anche il discorso della cultura. Basti pensare che, diciamo, i primi uomini qua, parliamo di parecchi millenni fa, i primi dati. Molto c'è da fare ancora, comunque ci stiamo rimboccando le maniche e aspettiamo anche degli aiuti da parte della comunità montana, nuova comunità montana, ma anche dalla regione, perché effettivamente bisognerebbe un po' illuminare meglio la parte interna della grotta, che è visitabile fino a 350 metri, e metterla un po' in sicurezza, perché bisognerebbe sistemare i parapetti che sono in ferro e non sono in inox, diciamo. Questa è la base. Siamo arrivati alle battute finali di questa puntata dello Scrigno. Allora, Mauro, Casa Raccaro, siamo a Biacis, che cos'è?
è una vecchia casa del paese, ristrutturata dall'associazione Probiacis, nella quale c'è la riproduzione di una vecchia falegnameria, c'è la mostra delle maschere di legno tradizionali del nostro territorio e c'è la casa arredata come era arredata a suo tempo con i mobili di un tempo. Questa strada dove porta? Questa è la vecchia strada che conduce fino su alla chiesa di San Giacomo e Sant'Anna, qui sopra, al castello di Arensberg, ma continua con il sentiero che arriva fino alla grotta di San Giovanni d'Anto. E vedete che qui è tutto collegato, adesso possiamo scendere di qualche metro e alla nostra sinistra dovremo trovare quello che è uno dei simboli per eccellenza di Acis. Ci siamo qua. Anche delle valli, E anche dell'autonomia delle valli. A questo punto parla Meraldo. Sì, questa pietra ha molti segreti, però noi non possiamo svelare tutto. Vi invitiamo nelle valli in visita e scoprirete voi stessi tutta quella parte che è in buona parte sconosciuta. No? Questa certo è una pietra simbolica, ma molto percepita in tutta la valle. No? Anche in questa pietra troviamo varie simbologie, ritroviamo la terza cerchia, l'atteria, no? E si collega sempre alla cultura templare. E adesso ci spostiamo invece in piazza Trento-Trieste, che non ha un nome a caso, Mauro. No, tutti i nomi delle strade e delle piazze del paese di Biacis sono nomi attribuiti dal gruppo dei cavalleggeri di Alessandria che nella prima guerra mondiale sono stato qua in questa borgata. Pensate che c'era qualcosa come 800-900 militari e quindi hanno costruito 3 fontane portando l'acqua nel paese, ma anche hanno dato le strade, il nome alle strade, alle vie, alle piazze che sono rimasti quelli di allora, insomma di 100 e passa anni fa. E l'associazione Probiacis li ha rivisitati, li ha rimessi al loro posto. Quanta gente vive a Biacis? Ma una cinquantina di persone circa. E sulla lastra volevo dire ancora una cosa, è il simbolo, uno dei simboli dell'autonomia delle valli del Natisone, per cui ha un valore simbolico molto forte e molto sentito sul territorio. Meraldo, veramente in 30 secondi, questa è una fontana originale. E meno male che qualcuno non ci ha messo le mani per restaurarla, perché può accadere, no? È un'opera d'arte storica, prima guerra mondiale, rappresentano i governi i nemici d'allora, della prima guerra mondiale. Allora, se Paolo, così possiamo chiudere la trasmissione, possiamo tornare dove c'è quella pietra, che adesso, vogliamo chiudere così in bellezza, quella pietra si è illuminata, e quindi è più apprezzabile, quindi vogliamo chiudere da qui, dalle valli del Natisone, quello che è appunto uno dei simboli delle valli del Natisone, quindi è in bella mostra e si vedono meglio anche le striature. Ecco, Si vedono bene le striature. Questa, dicevo prima, è il simbolo dell'autonomia giudiziaria e legislativa del nostro territorio. Le valli del Natisone hanno sempre avuto una certa autonomia che si è protratta per secoli e secoli in base a qualunque forma di amministrazione politica ci fosse stata, dai veneti agli austriaci, agli austro-ungarici, c'è sempre stato questo mantenimento dell'identità del territorio. Allora, noi chiudiamo così e vorrei che il nostro Paolo, alla sua destra, riprendesse questo angolo di Biacis, e penso che ce ne siano pochi, è rimasto veramente originale. Originale, assolutamente originale. È una delle parti non ristrutturate dopo il terremoto, se non per le necessità fondamentali di mantenimento, e quindi diciamo che queste sono le case tipiche delle valli del Natisone. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi
Io voglio ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione, ricordiamo Mauro anche l'appuntamento di ottobre con Sapori nelle Valli. Sì, naturalmente in ottobre faremo questa nostra manifestazione, siamo ormai alla quinta edizione, e quindi ci saranno le 20 aziende dell'Associazione Sapori nelle Valli che promuoveranno i loro prodotti in una manifestazione che appunto vedrà la possibilità di organizzare, di partecipare a camminate, a giri in bicicletta e altre sorprese che faremo al momento. È veramente tutto, io vi ringrazio di cuore per la vostra cortese e fedele attenzione, grazie al nostro Paolo Bassi. Vi ricordo che la prossima settimana lo Scrigno si dedicherà ai danzerini di Pagnacco, quindi vi suggerisco di connettervi sempre sul canale di Telefriuli 11, 2 volte numero 1. Grazie e grazie anche a Meraldo, che è lo storico che ci ha accompagnato in questa trasmissione. Grazie di cuore dal cuore delle valli del Natisone. Arrivederci.